Bene, grazie. A Nuoro c'è Angelo Caria del Partito Indipendentista. Buonasera Caria. Ha sentito il professor Melis? Allora, il male sta nella concentrazione di tutto il potere a Roma. Voi che siete indipendentisti siete, direi, d'accordo su questo? Ma intanto io non vorrei entrare in nessuna polemica con, lei faccia con la polemica, Lega Lombarda, perché poi, voglio dire, non è questo né un obiettivo nostro, né poi ci consente di spiegare quello che noi vogliamo fare. Il problema non è soltanto di Roma e poi amministrazione in Sardegna. Il problema è invece di quei legami evidentemente economici che si sono stabiliti, che ci hanno costretto in un meccanismo della dipendenza economica, sociale e culturale, per cui il problema vero in Sardegna sta nei sardi, non soltanto fuori. Cosa vuol dire sta nei sardi? Sta nei sardi nel senso che noi dobbiamo riscoprire la nostra identità, le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra storia e sulla base di questo dar vita a una rivoluzione morale che cambi la situazione politica in Sardegna. Mi pare che su questo terreno a noi ci vengano degli insegnamenti enormi da tutto il mondo, perché la Sardegna ha un ruolo di centralità anche rispetto a queste cose. Gli avvenimenti internazionali, per esempio, no? Ora, questo percorso così enorme che ha avuto l'idea di indipendenza e di libertà nel mondo, questa crisi ideale che tocca partiti della destra e della sinistra, è una crisi per esempio che a noi non ci tocca da vicino, perché in realtà a livello internazionale si stanno verificando le cose, i fatti che noi sosteniamo da 10 anni a questa parte. C'è anche molto sangue in giro con i movimenti di liberazione, chiedo scusa, indipendentisti. È chiaro, ma io credo che questo sangue di cui lui parla sia determinato da condizioni storiche a monte, voglio dire, che si sono costruite e che poi l'hanno creato. 70 anni di impedimento di libertà delle nazioni, per esempio, 70 anni di costrizioni forzate, il fatto che siano costruite delle entità statali che funzionavano per mettere i popoli l'uno contro gli altri, senza invece per consentirgli di scegliere liberamente, hanno prodotto poi queste tragedie anche che ci sono. Ma l'indipendenza è la medicina contro tutti i mali, ad esempio se l'industria non va, perché l'indipendenza dovrebbe creare posti di lavoro o prospettive di mercato all'estero? Il problema non è soltanto un problema economico, ma affrontiamo questo problema economico. Prima di tutto, noi siamo una terra ricca, siamo una terra che ha enormi risorse. Siamo posti in una situazione geografica che è quella di una centralità mediterranea che ci consentirebbe evidentemente lo scambio di traffici e il fatto di essere un ponte tra l'Africa e l'Europa. Ci consentirebbe di svolgere un ruolo di pace e di solidarietà tra i popoli del Mediterraneo. Cioè nella nostra terra vi sono delle risorse enormi che noi dobbiamo difendere. Bene. Invece queste risorse vengono costantemente rapinate, vengono costantemente cementificate, per esempio come le coste, vengono vanificate giorno per giorno. È chiaro che in una condizione di questo tipo in Sardegna non si trovano poi le condizioni per fare in modo che qua cresca veramente uno sviluppo, e uno sviluppo economico che non sia uno sviluppo assistito, pilotato, per cui un giorno si punta all'industrializzazione petrolchimica perché queste sono scelte fatte all'interno dello Stato, un altro giorno si punta a certe produzioni agricole o dell'allevamento perché queste sono sempre scelte estranee ai nostri bisogni. Va bene, avremo bisogno... Evidentemente una logica di indipendenza in questo senso è una logica che ci può consentire di decidere del nostro destino, di decidere delle nostre produzioni, della nostra cultura e di valorizzare realmente quello che è la Sardegna. Va bene, avremo modo di tornare anche su questo argomento. Tonino Melis, questo bailamme di pareri, di risposte, talvolta anche polemiche. Sì, si scoppiazza un po' da una parte all'altra. Chi è che scoppiazza? Un po' tutti, voglio dire. Voi invece siete originali, siete doc? Ma siamo doc, noi siamo quelli che hanno fatto la raccolta di firme per la defiscalizzazione in Sardegna, siamo quelli che hanno fatto la marcia da Olbia a Cagliari per la defiscalizzazione, abbiamo fatto una grossa battaglia su questi temi, siamo quelli che hanno raccolto le firme per il punteggio
di residenza di sardi, abbiamo preso tutta una serie di iniziative economiche per difendere l'economia della Sardegna. Siamo quelli che hanno raccolto le 7.000 firme per l'istituzione di una flotta di navigazione sarda, l'abbiamo presentata in Consiglio regionale e sono là nascoste nei cassetti del Consiglio regionale e non si è ancora discussa, voglio dire. Nascoste da chi, Caria? Perché altrimenti non ci capiamo. Perché non so se lei ricorda che 4 anni fa, quando depositammo le firme, sì, lo stesso Partito Sardo d'Azione, per esempio, disse porteremo questa legge in aula, il gruppo consiliare, e poi invece in aula questa legge non riesce mai a arrivare. Ora, il problema che noi ci poniamo è questo. C'è chi parla di programmi. Questi programmi in queste elezioni sono diventati delle cose stratosferiche, distanti 1000 miglia dai cittadini normali, che non riescono più a capire neanche il linguaggio che viene utilizzato dai partiti con i quali loro parlano. Noi poniamo invece alcuni punti concreti. Defiscalizzazione. C'è nello Statuto regionale sardo, vi è previsto all'articolo 12 per esempio i punti franchi. È una cosa formulata nel 47, è possibile che dal 47 a oggi questa classe politica che è stata presente alla regione, che ha governato la regione, non ha mai preso nessun provvedimento di questo tipo, invece questo provvedimento l'hanno ottenuto Genova, Napoli, altre situazioni italiane. È di questo che devono fare i conti poi con i cittadini della Sardegna. C'è veramente una volontà di tutela degli interessi del nostro popolo o no? La flotta sarda, la flotta di navigazione sarda, mi pare che la situazione di emarginazione della Sardegna è oggi in una situazione clamorosa, diventerà ancora più clamorosa ai primi del 93, quando scatterà il meccanismo del mercato unico europeo, che ci vedrà dover scegliere se essere centro del Mediterraneo, quindi centro di scambi, di traffici, di attività mercantili e di ricchezza, oppure periferia d'Europa, perché questo mercato unico è progettato perché le produzioni... Il terzo punto, Caria, dobbiamo chiudere. Mi faccia finire un attimino, soltanto questa cosa. Sì, soltanto questo mercato unico è concentrato in modo tale che le produzioni economiche in Europa siano in un asse che va da sud di Londra sino all'area milanese, e il resto del paese, tra cui anche la Sardegna, avrebbe tenuto in una condizione di maggiore marginalità. Allora, confrontiamoci non tanto su programmi stratosferici, ma su cose concrete, reali, sulla quali i cittadini poi possano misurare la capacità di elaborare e progettare politicamente da parte di chi si muove in Sardegna. Questo evidentemente all'interno di un discorso culturale molto ampio, che è l'affermazione della nostra identità nazionale di sardi, della nostra cultura di sardi. Qua non si tratta di vedere chi è più o meno indipendentista, ma si tratta di vedere chi si pone al servizio di questa nazione, desa nazione sarda, chi è una desa nazione, plus antica de questa Europa. Va bene, grazie.